Ciao amici di Stranamore Siciliano, ci troviamo nella rubrica dei messaggi d'amore e questa sera vi voglio raccontare la storia di una coppia e vi voglio far raccontare la storia da loro. Allora, buonasera. Buonasera. Lei si chiama? Siracusa. La signora? Siracusa Angela. Angela. Allora, da quanto tempo è che siete sposati? 50. Sposati, 50. Sposata nel 49, cioè 57 anni fa. 57 anni 57 fa. anni fa. Esatto. E conosciuti da quanto tempo? Lei Un anno aveva prima. Quindi 2 anni prima, quindi in tutto 58 anni. 58 anni, esatto, 58. Quindi avete già festeggiato le nozze d'oro? Sì, 6 anni fa. 6 anni fa. Quanti figli avete? 8. 8 figli, bene. Maschi, femmine? 5 femmine e 3 maschi. Il più grande quanti anni ha? 54 anni. 54 anni. 54 anni. Sole. E fa? Il professore. Il professore. Ok, allora, com'è nato questo amore? Questo amore è nato che ci trovavamo tutti e due in una festa a ballo, un ballo tira l'altro e poi Quindi vi siete conosciuti in una festa di ballo? e poi Allora si era la fisarmonica. Quindi è stato nel 1949? 48 1948. Allora erano altri tempi. altri tempi E completamente. la signora sicuramente accompagnata dai suoi genitori. Potevo uscire, c'era l'orario, C'era un'ora l'orario. la sera. Ragazzo un'ora la sera. Stavo un'ora e poi cominciavano i suoceri a guardare l'orologio Sì. ai tempi. Comunque, tempi diciamo, per uscire bisogna. Mamma mia, fai parlare, parla pure io. Per uscire dovevamo uscire accompagnati, o con le fratelli, sorelle oppure parenti, non si usciva solo. Non si usciva soli. Assolutamente. Erano altri tempi e si ragionava in modo ragionava in quella diverso. maniera. Forse diciamo era meglio di ora. Sì, Forse sì. perché essendo che non c'era come ora, no? Che si va fuori, si va in vacanza da sole, niente. C'era quell'ora, dice 3 volte alla settimana, veniva a casa, un'ora la sera, Certo. accanto niente. Allora, io penso che una coppia non è stato diciamo un matrimonio tutto rose e fiori. È giusto? Ci sono stati anche dei momenti giusto, ci sono stati gli alti e bassi. E quando c'era qualche problema, come lo Ma di risolvevate? problemi ne abbiamo avuti pochi, Sì. perché ci volevamo bene e poi siamo stato poco essere fidanzati ufficiali, perché stare sempre con i suoceri che guardavano l'orologio, eccetera, eccetera. Lo so. Ci siamo sposati certo. al 49, dopo un anno. E il primo figlio? Subito? Io era una figlia Figlia. che poi purtroppo E vabbè, troppo. E non ci siamo detti che tutti quelli che venivano le prendevamo. esatto. Giusto. E per questo abbiamo fatto 8 figli, 8 figli. hai capito? Comunque, Perché 8 E questi figli, voi dove abitate? Dove state? Noi stiamo a Palermo. A Palermo. E questi figli li avete tutti qua voi a Palermo? No. sono 3 fuori. Sì, uno in Germania, perché allora ha fatto la scuola alberghiera e ha preso la lingua tedesca, poi ha incontrato una ragazza e si è sposato là. Normale. Ora ce l'abbiamo in Scozia che c'è un ristorante, va bene, sta bene. Insomma, Ogni tanto- stanno tutti bene, sono tutti sposati signora? Due sono, no, una è ancora a Scapola, una la piccola. Ho capito. All'università. La piccola Allora. che ha 34 anni. Chi di voi due è più geloso?
La signora fa così con la testa, E lei è più geloso? È molto geloso. Lei è molto geloso. A tuttora un pochettino. E lei pensa che in un rapporto la gelosia sia, diciamo, un po' importante? Se non c'è la gelosia non c'è amore. È giusto? Sì, è geloso Un pizzico di gelosia ci deve essere per dimostrare che la ama. E a tuttora noi siamo tranquilli, stiamo bene, ci vogliamo ancora bene, siamo uniti, una famiglia unita, i figli che stanno bene, che l'abbiamo fatto studiare a tutti. Giusto. Tutti, che ai tempi era difficile. Uno ha laureato e tutti gli altri sono tutti diplomati, tutti. E uno ancora va all'università, la piccola. Va all'università d'Este. Tardo, però va ancora. Comunque ci sentiamo una famiglia unita, eccetera, eccetera. C'è d'accordo. Fa piacere sentire che veramente esiste, cari amici di Stranamuri e Siciliano, esiste l'amore eterno. Esiste. E questo è un amore eterno. Esiste l'amore. Esiste un amore che dura da 56 anni ed è difficile, molto difficile. Va bene, signori Siracusa, mi ha fatto piacere questa sera avervi come ospiti di questo programma. Io vi saluto, i nostri amici vi salutano, arrivederci, grazie, arrivederci da Siracusa, grazie, arrivederci. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!